Ciao. Giovanni, Comandi coscienza. tieni, qua dentro ci sono le paghe per tutti. Devo pagare anche Filippo o no? Certe volte ho l'impressione che tu non sei quella persona intelligente che io penso che tu sei. E tutto questo giro di parole per dirmi che sono cretino? Cretino proprio no. Diciamo un poco cretino, va bene? Va benissimo. E grazie per un poco, coscienza. Dimmi una cosa, Filippo, da quanto tempo è arrivato? Da 3 mesi. Bravo. E sono esattamente 3 mesi che ogni settimana mi rompi i corbelli con questa storia. Ho il diritto di sospettare che un poco cretino ci sei, o no? Forse coscienza non lo sa, ma Filippo si lamenta. E si lamenta assai. Dice che lui lavora come tutti gli altri e dopo la bellezza di 3 mesi non ha ricevuto neanche un soldo. E se Filippo è mio figlio, non deve lavorare come gli altri, ma deve lavorare più degli altri, perché deve dare il giusto esempio. Mi scusi se mi permetto, ma secondo me un Caruso la paga se la merita. E non gli basta che gli do da mangiare pure da dormire. E a tutti quanti ci dà da mangiare, da Oh, dormire. senti, avvocato delle cause perse, ho ragione allora di sospettare che un poco cretino ci sei. Perciò, secondo la tua testazza di scecco, io dovrei pagare mio figlio, il mio erede, come un estraneo, come uno qualsiasi, come uno dei tanti che lavora per me. No? No, io a mio figlio non ci do neanche un centesimo. Va bene. Te sei tu che la testa, dici va bene, ma non hai capito niente perché sei... Poco cretino, va bene, abbiamo capito. Se io lo pago, lo umilio. E io non lo voglio umiliare. Non mangerò. Quello vuole essere umiliato. Oh, basta, scemunito, discussione chiusa. Avanti, e ora te ne puoi andare. Vai. Meno male che non sono suo figlio. Senti, Sì, avanti. dici a Samara che ci devo parlare, che venga a casa mia. Come coscienza comanda. Ma ti pare giusto che dopo una giornata di lavoro ancora mi fai correre? E dillo che avevo motto! E te chi te lo dice di correre? Perché non ti fermi? Se tu ti fermi a darmi un bacio, allora mi fermo pure io! Allora, amore mio, puoi correre fino a domani. Tanto il bacio non te lo do. Hai detto, amore mio! Sì, mi è scappato. Veramente io. Lui. Aveva un moscerino nell'occhio! E tu gliel'hai tolto, Eh. bravo! Di sti tempi ci sono certi moscerini così fastidiosi. Sì, sono terribili proprio. E quando una ce l'ha dentro all'occhio, non è che da sola se lo può togliere. Meno male che c'era Liborio e ci ha pensato lui. Meno male, sì! Era un moscerino che pareva un moscerone! Salutiamo! Quanto è bella la gioventù. Ha parlato la vecchia decrepita, ma levati va! Va bene, non sono decrepita. Però queste cose romantiche oramai me le posso scordare. Passati i primi giorni di matrimonio, addio, niente più. Senti, io non mi sono mai sposata e perciò non posso insegnare niente a nessuno. Però penso che le cose romantiche, come le chiami tu, una moglie non se le deve solo aspettare dal marito, ma farle. Io ci provo, Samara, io ci provo. Io lo so che Giovanni mi vuole bene. Il problema è che di sti cosi non li mangia. Secondo me si mette in imbarazzo. Forse perché è più grande di me, non lo so. L'età non c'entra, è questione di carattere. Giovanni è fatta così. L'importante è che ti vuole bene. Lo sapete cos'è che dice per giustificarsi? Dice che sono tutte stupidaggini. Buone solo per quelli che non hanno pensieri, che si grattano la pancia dalla mattina alla sera. Avete capito? E io ci faccio pure la figura della scema. E tu devi insistere, Gioia, devi insistere. Bisogna educare questi mascoli, no? Con dolcezza si capisce e con pazienza. Tanta pazienza. Come a chi che hai io questo mal di schiena che mi sta facendo patire i peli dell'inferno. Ma ce l'avete messa quella pomata?
Ma che pomata, figlia mia! Che ci volesse una pomata per far tornare giovane. E allora sì. Ma siccome ancora non l'hanno sperimentato, ci dobbiamo sopportare con rassegnazione i malanni della vecchiaia. Quando vado da Don Ciccino, va, prima che si metta a sbraitare. Chissà che cosa vi deve dire. Non lo so, però so quello che gli devo dire io. Allora avete deciso? Glielo dite? Ora che so, non posso fare finta di non sapere. Avete Io ragione. voglio morire con la coscienza netta. Sapete, Zamara, con voi mi posso confidare. A mia, su Cristiano, non mi è mai andata a genio. Mai. Dal primo giorno che l'ho visto. E poi non mi piace il modo che ha di guardare. Perché come ti guarda? No, non dico solo a me, ma a tutti. Non guarda mai negli occhi. Anzi, se uno ci prova, lui gira lo sguardo, come se avesse qualcosa da nascondere. E forse ce l'ha il nostro Filippo qualcosa da nascondere. Mara, qua siete. Ma ve l'hanno detto o no che vi devo parlare? Sì, signora. Però mi pare che ve la state prendendo comoda. Vostra, la colpa è mia che l'ho intrattenuta a Non mi ha parlare. intrattenuto nessuno. Oh, Don Ciccino, io non ho più 20 anni. E se ogni tanto mi siedo è per fare riposare sta benedetta schiena. E non è certo per fare un dotto a Vossignoria. Comunque, sempre ai suoi comandi. Va bene, potete rimanere comoda. Possiamo parlare anche qua al fresco. Io vado in casa, con permesso. E allora, come mai Voscenza aveva tutta sta premura di parlare con me? Lasciate stare in coscienza e signoria. Ci conosciamo ormai da troppo tempo. 40 anni mi pare, no? 37 per l'esattezza. Ma 37 anni fa la situazione non era quella di oggi. Comunque posso parla. Sentite Mara, io vi davo un po' di tempo che desideravo chiedertelo, ma ho sempre rimandato perché prima volevo capacitarmi io da solo. Adesso è arrivato il momento di sentire anche il vostro parere. Cosa ne pensate voi di questo mio figlio? Perché me lo domandate? Perché io sono sicuro che non può essere mio figlio. Non abbiamo niente in comune io e lui. Dico niente, e più lo guardo e più me ne convinco. Non sempre i figli assomigliano ai padri. Non sarebbe certo la prima volta. E dunque voi pensate... Io sto solo dicendo che non si rifiuta un figlio perché non ti somiglia o per delle sensazioni. Ci vogliono prove, caro Don Ciccino, prove sicure. E che prove ho io? Nessuna. Anzi, a onor del velo, io ci sono stato con sua madre. Lo so. E chi è che non lo sapeva a Lentini? E perché nascondermi? Lucia era libera e io pure. La gente sparlava perché non eravate maritati. Maritarmi? Io? E che ero pazzo? Il mestiere del marito non l'ho mai saputo fare. E voi lo sapete meglio di tutti, Mara. La mia vita io l'ho passata spezzandomi la schiena, zappando sotto il sole che ti bruciava anche l'anima, oppure sotto la pioggia fino a quando il fango non ti mordeva le caviglie. Per questo io sono nato, non per fare il marito. Per questo e per la roba così è nata. Così è nato perché quella roba non deve finire nelle mani di qualche figlio. Dico giusto? Sangue di Giuda, io non ne ho figli. E questo Filippo, questo estraneo, questo imbroglione che viene a casa mia chiamandomi padre, ha un solo scopo, quello di rubarmi la roba. E se non fosse un imbroglione? No, Mara, è tutto un imbroglio, ne sono sicuro. Sono 3 mesi che ci penso e mi faccio sempre le stesse domande. Perché Filippo, per dirmelo, ha aspettato che sua madre morisse? Perché non è stata Lucia stessa a farmelo sapere? Perché tenermi all'oscuro di tutto? Da quando l'ha persa di vista non ho più avuto sue notizie. Perché mi ha tenuto nascosto di essere incinta? Perché non dirmelo? Perché non dirmelo? Perché Lucia non fu mai incinta, né poteva esserlo. Don Ciccino, la povera Lucia Bonanna non poteva avere figli e non tutti lo sapevano a Lentini. Io stessa che la conoscevo l'ho saputo così, per caso, qualche giorno fa. Ma siete sicuri di quello che dite?
se avessi avuto un minimo dubbio, anche piccolo, me ne sarei stata muta fino alla tomba. Perciò Voscenza può stare tranquillo. Filippo non è figlio di Lucia, né tantomeno figlio di Vossignoria. Ma che aspettavate a dirlo? E che vi piace tenermi sui carboni ardenti? E perciò questo Filippo non è figlio di Lucia, non è figlio mio, ma di sicuro è un gran figlio di puttana. Può darsi. Se la madre è quella che penso io, può darsi. Don Mazzarò, Che c'è? per quel consiglio. Quale consiglio? Vattene, non lo vedi che c'ho da fare? Va bene, Vattene! ne parliamo dopo, va bene, va bene. Venite Mara, andiamo a casa mia. Vedete che qua non si può parlare di cose delicate. Venite, voglio conoscere tutti i particolari. Ve lo chiedo per favore. Non vi dispiace, vero? La cosa che mi dispiace è una sola, caro Don Ciccino. Avete capito che Vossia a Filippo o a chiunque altro non l'avrebbe mai accettato come figlio suo. No, vi sbagliate, Mara. Vossignoria si angustia, non mangia, non dorme, perché ha la febbre della roba. Ma che state dicendo? E che è colpa sua? La colpa è di questa brutta febbre, se Vossignoria si è persuaso che nessuno, tranne Voscenza, si capisce, nessuno deve poter guardare con occhi da padrone la roba di Don Ciccino Mazzarò. Guardate quei campi, Mara. Guardate quei campi là, grandi come il mare. E la vigna con quei filari che si allungano fino a quasi a toccare il cielo. E già supera gli ulivi che brillano come smeraldi. È tutta roba mia, roba mia. Sì, forse avete ragione voi, ho la febbre. Ma dovete sapere che su questa terra, in questa terra, c'è il mio sangue. E il mio sangue è in questa terra. È tutta roba mia. Tutta roba mia e nessuno! Ciccino. Non ti inquietare, Ciccino. Nessuno ti porta via la tua roba. Quando io voglio. Borio, l'ho capito, me l'ha ripetuto almeno 10 volte. E siccome mi pare che siete distratto. Ma anche se sono distratto, quello che mi hai detto me l'hai fatto imparare già a memoria. Ci sono novità? Grosse. Si è fatto fidanzato in casa e mi ha fatto la testa tanta. Bravo Liborio, sono contenta. E ho parlato col papà di Santuzza. Il papà di Santuzza mi Che fa. fai, ricominci da capo? E siccome vostra moglie non lo sa. Certo, Liborio, raccontami. E come vuole Dio. Ah? Come vuole Dio. Sì. E il papà di Santuzza mi fa. Ma tu ci vuoi bene a Santuzza? E certo che ci voglio bene, se no che ero qua a parlare con Voscenza ci disse. E dopo? Come dopo? Se la cosa non mi interessa non parlo più. No, dico, e dopo? Di che cosa avete parlato? Teresa, cioè. Non lo interrompo. Non gli fare perdere il filo, sennò qua facciamo notte. No, non lo perdo il filo, è che non avevo capito la domanda di Teresa. Stavo dicendo. Hai visto che il filo l'hai perso? Io invece sto perdendo tempo e pazienza. Giovanni, così lo fate confondere. Ah, no, ci sono. Allora, il papà di Santuzza mi fa, ma tu chi sa fare? Io che so fare, perciò io so zappare. E basta, non ci basta. Mi è uscita una battuta spiritosa, e basta, non ci basta. Però il papà di Santuzza mi sa che non l'ha capito. Voi l'avete capita, vero? Che cosa? Le Borio, tutte l'abbiamo capito, non ti preoccupare, l'abbiamo capito. Allora lui perché non l'ha capita?
Sai che era un po' ubriaco? Forse. Comunque, per farla breve... Meno male. Ah? No, dico meno male. Sì. Per farla breve, a mio suocero, perché ora è il mio suocero, a mio suocero tutto sommato non gli sono dispiaciuto, perché a un certo punto mi fa, poi a mia figlia, te la puoi buttare con noi? E i confetti? No, lo posso buttare solo a sua figlia. No, dico, e i confetti? Non me ne ha parlato di confetti, mi disse che posso buttare a sua figlia. Liborio, voglio dire, a quando il matrimonio? Quando vi sposate? Ah, Presto, presto si sposa. Teresa, non ti preoccupare. Presto, presto, presto. Comunque. va bene. Veniamo, andiamo a fare. Sì, ora io, scusami, ma con grande dispiacere ti devo lasciare. E io ci faccio compagnia. No, guarda compagnia. Teresa, io vado un attimo nella masseria qua vicino e torno, va bene? Ma come? Fa scuro, è ben andata ancora in giro. E col calesse ci posso stare non più di un'ora. Il tempo di consegnare le ultime paglie ai picciotti e torno. Vi faccio compagnia. No, non c'è più Salutiamo Teresa. E ve l'ho detto che poi ho parlato pure con la mamma. La mamma di chi? La mamma di... Salutiamo Teresa. Salutiamo. Sapete per caso dov'è mio padre? È stato qua prima, ma ora non vi so dire dove è andato. Provate a vedere se è a casa. No, no, lo aspetto qui. Tanto è qui che lui se la fa, no? Sempre che non vi dispiace. Dispiacermi? Perché è mio il cortile. Ah, se per questo non è nemmeno mio. Ancora. Io intendevo dire, se la mia compagnia non mi dispiace. Nella masseria siamo tutti una famiglia e capita di stare insieme e tenerci compagnia. Ho capito. Ho capito che non vi sono troppo simpatico. Scusate, ma adesso cosa c'entra la simpatia? E avete ragione. Quando si parla di me la simpatia non c'entra mai. E difatti, ce ne fosse uno in questa masseria che si degnasse a darmi la sua amicizia. Ma quale amicizia? Qui non mi danno neppure confidenza. Mi allontanano tutti, come se ci avessi addosso la febbre della malaria. E mio padre? Quel grand'uomo di Don Mazzarò, che fa? Per sopra più ci mette sopra il carico da 11. Da quando sono qua, da 3 mesi ormai, non fa altro che umiliarmi e disprezzarmi. Eppure io non mi risparmio. Per farlo contento mi spezzo la schiena più degli altri. Lavoro come un asino da sopra. E cosa ne ricevo in cambio? Calci nel sedere. Ecco, questa è la mia paga settimanale. Gli altri i denari. Io un calcio in culo. Perché raccontate queste cose a me? Perché? Perché voi siete una ragazza giudiziosa. E mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate. Non lo so se sono giudiziosa, però so di essere una serva e i servi devono stare al loro posto. Non sono in grado di esprimere pareri. Bravo, bravo. Io vi domando che cosa ne pensate e voi ve ne uscite con la favola della serva cretina. Avete capito male. Non ho detto di essere cretina. Non vi scaldate, Teresa. Non vi scaldate. Lo so che non siete cretina e nemmeno serva. Vi sbagliate di nuovo. Sono una serva, ma non me ne lagno. Anche perché, a pensarci bene, in questo mondo siamo tutti schiavi di qualcuno o di qualcosa. Anche i padroni. Caspita, parlate come un libro stampato. Chi ve l'ha messa in testa tutte queste scemenze? Sentite, io ho tante cose da fare. Aspettate, non vi volevo offendere. Tranquillo, non mi avete offesa. Se ve ne andate così significa che vi siete offesi. E in questo caso vi prego di perdonarmi. Sentite, Sedetevi. Per favore. sta per arrivare mio marito. Solo un momento. Che vi costa? Non vorrei essere sgarbata, ma forse è meglio che andate a cercare Don Mazzarò. Prima voglio dirvi Dirmi che cosa? quello che c'ho qui nel cuore, da quando vi conosco. Fermatevi, perché state per battere un sentiero che non vi porta da nessuna parte. E io sono curioso. Lasciatemi! Voglio vedere dov'è che mi porta questa sensazione.
E che ci dovevo fare, scimonetto? Hai tenete. Ma a te se non te ne vai subito. Ma dimmi! Liborio! Liborio, vattene, Liborio! Aiuto! Aiuto! Che Ma che sono questi urli? Che succede? Ha dato fastidio a Teresa, l'ha pure maltrattata. Delinquente vigliacco, vattene, non ti fare più vedere. Qua non c'è posto per certe bestie. No, non mi potete mandare via. Non vi liberate di me così facilmente perché io sono vostro figlio. A tuo padre te lo vai a cercare da un'altra parte, non qui, perché qua non c'è, e tu lo sai benissimo. Fatelo dire da quella buona donna di tua madre, a Vanna Cardò, e se sei fortunato si ricorda ancora di chi sei figlio. Mia madre è Lucia Lanza. Lascialo riposare nella tomba quella poveretta, che non ha niente a che vedere con gente della tua razza. Disgraziato. E ora vattene che è meglio per te. Figlio, non figlio, io ho lavorato per voi e voglio quello che mi spetta. Quello che ti spetta è un colpo di rivoltella in testa o la galera. E io ti sto risparmiando sia l'una che l'altra, ma a patto che non voglio vedere più la tua faccia nel corso della mia vita. Vattene ora! Vattene! Aspetta, questa è roba tua. Chi lo sa? Può essere che fai l'unica cosa buona della tua vita e t'ammazzi. Forza picciotti, potete andare, non è successo nulla. Io Forza. ho visto Teresa a terra, poi il figlio di coscienza che però non è calma. figlio. Teresa, stai bene? Sì, grazie. E un po' scombussolata, figlia. E tu? Guido ha uscito il coltello e ci pareva che io mi spaventavo, no? Ma io non mi sono spaventato, no. Non mi fici niente, no, tutto a posto, sto benissimo. C'è qualcuno da Don Mazzarotto? Mazzamara. Speriamo che si rimetta presto, perché mi dispiace vederlo in un fondo di letto. Io lo preferisco quando mi prende a male parole e fa il pazzo. Mi spiace a tutti, anche se non ha un bel carattere. Un bel carattere. Diciamo che ha un carattere che fa schifo. Lo sapete? Ormai sono 10 mesi che questo Cristiano sta male. Quasi un anno, lo so. Da quando ha mandato via a quel farabutto di Filippo. E che? Per vendicarsi gli ha fatto il malocchio, gli ha fatto. Non mi parlare di quel delinquente. Non me ne parlare, se no mi vai il sangue agli occhi. Non me Perché ne a me fa piacere. Quando ci penso, lasciamo perdere, va? Ma sì, lasciamo perdere, non ne vale neanche la pena. Senti, io vado alle stalle a vedere come sta il vitellino che è nato ieri. Io finisco di rammendare questo calzino e vado in casa. Ma speriamo bene.